lavoro di per sé non è cambiato perché abbiamo continuato ad occuparci dei vari dossier come facevamo prima. Diciamo che forse è cambiato da un punto di vista pratico, nel senso che il municipio non si è più riunito nella sala dove si riuniva prima, che è una sala bellissima secondo me, ma nella sala stampa, quindi mantenendo le distanze sociali, poi dopo in determinate situazioni anche con mascherina, per non dire quasi sempre. Ed è cambiato, forse questo sì, il fatto che non ci sono più tutti quegli impegni istituzionali che c'erano prima, penso alla presenza dei municipali, del sindaco. Il comune si è trovato confrontato con tutta una serie di situazioni per cui non è sempre stato così facile decidere, organizzarsi. Penso alla campagna delle vaccinazioni che è stata organizzata in fretta e furia, credo anche bene. Penso a un certo punto, quando c'è stata la prima ondata, all'organizzazione dei pasti a domicilio per le persone anziane che non potevano uscire di casa, e poi c'è l'aspetto non indifferente finanziario derivante dai prestiti a fondo perso, dagli aiuti eccetera, che hanno avuto sicuramente un'incidenza sulle finanze del comune, così come l'hanno avuta anche sulle finanze di altri enti pubblici, a cominciare dal cantone e dalla confederazione evidentemente. Diciamo che è stato un po' disorientante per me, perché dovevo decidere cosa fare e soprattutto dovevo prendere una decisione ben sapendo che la mia decisione di non ripresentarmi già a quel momento era conosciuta da più o meno un anno, e quindi mentalmente ero già preparato all'uscita e nella mia testa avevo già tutta una serie di progetti, avevo già immaginato un po' come organizzarmi la vita dopo l'attività politica, che è un'attività che prende e assorbe moltissimo. Mi è sembrato anche un gesto di dovere istituzionale in qualche modo quello di accettare questa appendice, che comunque è un'appendice di 12 mesi. Questo oggettivamente mi ha un po' sconvolto, però alla fine questi 12 mesi stanno per terminare, quindi tra un paio di mesi sarò di nuovo libero dall'attività politica e va bene così. Sento in questo momento personalmente, utilizzo un termine non propriamente positivo, ma insomma il bisogno di disintossicarmi, no? Da questa attività, ho bisogno di fare qualche cosa d'altro e verosimilmente un addio. Considero la mia esperienza politica come una fase molto interessante che rifarei domani mattina nella mia vita, ma è stata anche una fase molto intensa e io penso che a un certo punto sia anche giusto girare pagina e occuparsi di qualcosa d'altro. Non ho mai pensato di dovermi occupare di politica tutta la vita, l'ho fatto per metà della mia vita, penso che basta.